Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Si parla di tutto e di niente. Ciacoloni, oggi facciamo il giro del mondo attraverso le regole e i divieti più strambi che esistano. Ma voi avete mai ricevuto una multa mentre eravate in vacanza? E se sì, quale? Noi abbiamo mai rischiato? Abbiamo rischiato. Ma rischiato. ne parleremo dopo. Intanto. Ma prima, signori e signore, benvenuti e bentornati ad una nuova puntata di Ciacolette! il podcast delle chiacchiere perfette. Dove si parla di tutto e di... Madonna Mamo, ma siamo quasi... È la 40ª puntata questa? Mi sa che è la 40ª... No, 39ª secondo me. 39ª. Siamo quasi a 40, Cioè, ma quasi. ti rendi conto? E c'è ancora tantissima gente che ci deve conoscere. Appunto, quindi ciacoloni, mi raccomando, consigliate il nostro podcast. Parona, digli che ascoltino ciacolette. Gente hanno stressato e a tanta gente hanno anche stressato le palle. Quante stelle devono metterci sul podcast? Il massimo è 5. No, 10. Ah, ok. Ecco, 10. Bene, allora, dopo questa comparsa di mia mamma, direi che è il momento di Mangiare. Perché qua se non si mangia non si fa niente. Se non si mangia non si fa niente. Anche perché, vi ricordiamo, abbiamo raccolto i divieti più strambi e assurdi che potete trovare se viaggiate l'intero mondo. Wow. Dai, mandiamo la sigla di Ciaco Cheers. Ciaco Cheers! Parlavamo appunto di divieti e come non potevamo portare un cicchetto così artistico Allora, da far venire i brividi. cioè, ragazzi, voi... Vabbè, devi spiegarlo. Praticamente si tratta di un crostino di pane con Philadelphia. Imbarazzante. Guarda che non cadano i peperoni. Philadelphia e peperoni con i quali ho creato il simbolo del divieto. Tra Che l'altro, artista, che sono un artista! Allora fa schifo perché fa schifo, però dovete apprezzare. Cioè dovete dire che nei commenti voglio sentire Irene che brava che sei stata, Irene sei meravigliosa, eccetera. Tra l'altro mi sono rifatta le labbra. È vero, lo stavo per dire che sembrano delle labbra. Altro che divieto qua. Facciamoci una foto con le labbra. Perfetto. Eccoci qua, bellissimi. Dai, mangiamoci il divieto. Cheers. Buono questo divieto. Buono. Vedi, ho sempre pensato che bisogna trasgredire le regole. Ma devo dirti una cosa. Dimmi. È importante questa, E Cioè? rimarrà anche, come si dice, Tra noi. tra noi. No, non rimarrà tra noi perché lo scopriranno anche tantissime altre persone. Vabbè, dai, dimmela. Ho rivalutato la Philadelphia. Ti piace? Il formaggio, cioè il formaggio spalmabile non sono mai stato per niente fan. Ma a forza di mangiare i cicchetti qua con te, perché non è il primo che facciamo con la Philadelphia, No. la sto riscoprendo. Ma alla fine ha un gusto molto delicato. Beh, se amici di Philadelphia volete contattarci e fornirci 1000 scatolette di Philadelphia per 1000 cicchetti, noi siamo solo che felici. Tra l'altro, se ti ricordi, io sono anche mezzo in contatto con quelli di Philadelphia. Porco! Perché mi avevano scritto per mandarmi la Philadelphia, quella al cioccolato. Ah, che buona quando era uscita, vero? Perché avevano smesso di produrla. E l'avevano riproposta perché a grande richiesta tutti quanti la volevano. Beh, era gran buona, È Ma molto continuano buona. a produrla? Ma sai che ho un dubbio? Bisogna che guardiamo negli scaffali. Perché guarda che è tanta roba. Sarebbe da fare un cicchetto con quella. Vero? Spoilerone. Porca!
E proseguendo con i divieti, ovviamente quando io ti dico la parola divieto, che colore ti viene in mente? Azzurro. Ma sto no. scherzo. Ah, ecco. Ovviamente rosso come... Il fuoco. Che cos'è? Succo di arancia rossa. Buono. Ci avevo messo un po' di ghiaccio per rinfrescarlo, ma si è sciolto ovviamente. Ma sai che l'arancia rossa è proprio tanta roba. Non gli si può dire niente all'arancia Certo. rossa. Ma proseguiamo. Prima di iniziare, però, io volevo scusarmi con chi ci sta guardando a casa. Sono un po'... si dice rachitico. Un po' messo male, tipo. Si dice così, Può rachitico. essere, può essere? Perché... racconta tu che cosa mi sono inventato di fare ieri mattina. Ieri il mio amore ha deciso di essere uno sportivo nato. Uno sporty boy. Sporty boy. Mi sono messo un video su YouTube dove c'è un ragazzo muscoloso che ti Uguale invita, a te, insomma. certo, Uguale. che ti invita a seguire tutti il percorso di movimenti che fa. Ecco. E ne ho fatto uno da 20 minuti, stavo sclerando. Ma è stato veramente così difficile? Eh sì, insomma, era proprio di rafforzamento muscolare. Ma tipo è una sorta di zumba? Chiamiamolo così. Però più che movimenti tipo dance come la zumba era proprio di rafforzamento muscolare, ok. quindi plank, un sacco di addominali. Proprio roba seria? Certo, perché ragazzi dovete sapere che io ho raggiunto la mia linea, Il peso forma. il peso forma, perché ho seguito una dieta, ho perso 5 kg e adesso è arrivato il momento di rafforzare Il muscolo. il muscolo. E come lo rafforzi? Facendo gli esercizi. E poi cos'altro? Di le tue nuove passioni a tutti quanti. Dille. Beh, la bicicletta lo sanno già. E la corsa un po'. La corsa, i trekking in montagna. E E? anche andare ogni giorno alla Decathlon. No! È anche quello un metodo di rafforzamento dei muscoli che No. non ho capito. Raga, dovrebbero impormi il divieto di entrare all'interno della Decathlon. Guarda che tu stai per avere una malattia, eh. Ci vai ogni settimana. Vero? Però. A me serve tutto quando vado là dentro. Ma perché è un sogno, è tutto meraviglioso. E costa poco. Tra l'altro mi ha comprato i pantaloni da montagna che non so se sappiate come sono fatti. Sono praticamente quei pantaloni, ragazzi, che hanno la cerniera dove c'è il ginocchio e a vostra scelta potete scegliere se tenerveli corti oppure lunghi. Esatto. È una figata. Sì, io Però i proprio- miei sono più belli rispetto a quelli che ti sei comprato tu. Certo, è vero. Costano anche di più. Bene, bando alle ciance, ciancio alle bande. Iniziamo allora con i divieti. Ascolta, ma rispondimi già subito alla domanda che avevi fatto prima, se noi abbiamo rischiato o no una volta. Allora, parlando di divieti, sì, noi una volta abbiamo rischiato grosso. E non tanto tempo fa, ma non ne eravamo assolutamente consapevoli. Infatti è questo un po' il rischio. Quando viaggiate in paesi esteri soprattutto, controllatevi un attimino, soprattutto se sono paesi particolari, le regole, i divieti, le normative, perché magari una cosa che è normalissima fare da noi, là non lo è. Esatto, è vero, sono molto d'accordo. E noi cosa abbiamo fatto? Noi che cosa abbiamo fatto? Allora, Fuerteventura, lo sapete, se avete ascoltato gli altri episodi, vi abbiamo raccontato il nostro viaggio della speranza. Un giorno siamo andati, avevamo un'escursione alla Isla de Lobos, che è praticamente una piccola isoletta di fianco a Fuerteventura, molto naturale, paesaggio naturale, puoi fare È snorkeling. come si chiama? Un parco naturale, una riserva Protetta, naturale. Esatto. Cosa abbiamo fatto noi? C'era un piccolo sentiero per raggiungere un faro e l'unica cosa è che praticamente avevamo i tempi molto stretti. è E vero. poi spoiler, ne avevamo di tempo quanto volevamo. Sì, eravamo noi che non avevamo capito niente. Esatto.
avevamo capito veramente molto molto poco. Pan per polenta. Esatto, perché comunque le guide non si erano spiegate molto bene, neanche No, online. per niente. Esatto, vabbè, insomma, per fare prima, a un certo punto non abbiamo seguito il sentiero che era segnalato, ma abbiamo tagliato per far prima, cosa che in realtà abbiamo scoperto dopo che è vietato Ma fare. vietatissimo. Vietato. E ce ne siamo accorti perché gli uccelli che volavano nell'aria Avevano iniziato a sì. incazzi letteralmente. Perché abbiamo fatto veramente 2 passi Sì, fuori dai esatto. sentieri definiti, per carità del Signore, ma sono bastati quei 2 passi per essere Assaliti dai gabbiani. Dai gabbiani hanno iniziato a urlare disperati e quindi ci siamo guardati io e Mattia, abbiamo detto cavolo, ma qua c'è qualcosa che non va. Guardiamo poco più avanti, vediamo che c'era il cartello con scritto divieto e quindi alla fine ovviamente siamo ritornati indietro, siamo ritornati sul sentiero e pace e bene. E pace e bene, insomma, sono cose che succedono, però ecco, noi abbiamo trasgredito una regola. Esatto, quindi informatevi, mi raccomando, perché sennò i gabbiani arrivano a... Però posso dirti una roba, l'abbiamo rischiata proprio grossa, secondo me, cioè nel senso se c'erano veramente dei controlli molto ferrei, Sì, sì. avremmo preso una multina, Sì. Vabbè, comunque dai, ragazzi, sono cose che capitano, non abbiamo fatto male a nessuno, dopo abbiamo continuato il nostro trekking Vabbè, lungo che il per sentiero. 2 passi, Assolutamente. Cioè, cavolo, mica siamo andati in mezzo alla natura delle dune. In realtà non so perché l'ho premuto. Non ho detto parole. Infatti io ho guardato e ho detto, ma che cacchio? Ascolta, ma qua parliamo sì o no dei divieti? Perché mi sembra che stiamo solo che perdendo tempo. Allora, parto io con il primo divieto, va bene? avanti. Allora, il È primo... un'ora tra poco che siamo in puntata e non abbiamo detto neanche ancora un divieto. Esatto. Le multe più assurde del mondo. Singapore. Sei mai stata a Singapore? Se non mi ci porti... Mamma mia, che sogno. Però mi piacerebbe tanto, amore, ci possiamo andare? Ti prego, ti prego, ti prego. Dai, organizziamo. Allora, Scusami, ma Singapore dov'è? è vicino alla Cina, forse. Ma è in Cina? No, non è in Cina. Oh sì, non lo so. Forse è un distretto unico. Forse fa parte della Cina, ma è come tipo San Marino da noi, in Italia. Ah, ok, ciao. Non lo so, in realtà. Vabbè. Va bene. Una gomma che può costare carissima. Facciamo sempre così quando... Ok. Dai, allora... Un po' shock. Un po' shock. Singapore, una gomma che può costare carissima. A Singapore è in vigore una legge strana. Sentiamo. È vietato consumare, comprare, produrre, importare gomme da masticare. Chi trasgredisce può andare incontro a una multa fino a $20.000 e 2 anni di reclusione. Az. Ma senti un po', per fortuna noi qui in Italia le nostre chewing le possiamo mangiare. Esatto. Avrei 2 domande. Vai. La prima, qual è la tua chewing preferita? La Big Bubble Forever, anche se adoro tantissimo le Brooklyn. Ah, ma che gusto? Indovina? Tamarindo? Ce ne sono 3 di Brooklyn, quelle normali alla menta, Menta. poi ci sono quelle alla cannella e poi ci sono quelle gialle che non mi ricordo che gusto Secondo siano. me quella è alla cannella. Ovvio, io raga sono ossessionato con la cannella. Seconda domanda, quali sono i nomi con cui chiami le chewing? Chewing, chewing gum, Chewing gum. cicca, anche se cicca in realtà qua da noi vuol dire anche sigaretta. Sì. Ma Ma non dici chewing gum? No, io dico cingoma. Ah, cingomma anche. Cingomma, mi dai una cingomma. Sì, è vero. Però ce ne sono tanti di... Vero? Sì, aspetta. Aspetta, a Firenze, a Firenze mi sa che la chiamano Cicles. Cicles. Sì. Assurdo. Assurdo. Ma ascolta, ma secondo te perché a Singapore hanno questo divieto strano? Io provo a ipotizzare. Per l'onturia? Forse, ma può essere anche perché il termine chewing gum secondo me è americano, quindi non vogliono Te dici? far parte Però da quello che so, comunque tu se sei a Singapore puoi acquistare le chewing che vendono loro, capito? Ok.
è che determinate chewing di export, eccetera, non puoi mangiarle. Ma scusa, ma se c'è scritto che è vietato anche produrle, hai detto una cazzata? Dai, non lo so. Informatevi. Informatevi voi. Cioè, vi sembriamo una fonte autorevole, seria? Di che età? Ma dopo vanno a dire in giro che dice un sacco di cavolate. Io devo smettere. Ma guarda che quello che so io, tu puoi prendere le chewing a Singapore. Ma c'è scritto che non si possono neanche produrre. Va bene, dai, continuiamo. Vabbè, dai. Prossimo divieto assurdo. Ci trasferiamo negli Stati Uniti. Il Kinder Sorpresa che non supera la dogana. Come mai? Ve lo spiego subito. Vai. Il Kinder Sorpresa tradizionale non può essere importato legalmente negli Stati Uniti perché contiene un oggetto non commestibile completamente racchiuso nel cioccolato. Infatti all'interno del Kinder Sorpresa, che è l'ovetto di cioccolato della Kinder, c'è sempre il giochino. È la sorpresa, per quello si chiama così, amore. Mamma che intelligente che sei! Per questo motivo è vietato il classico Kinder Sorpresa, quindi quello che conosciamo noi, quello che abbiamo noi in Italia col giochino. Scusa. Mi dica, signor. Ma con tutte quelle schifezze che mangiano, veramente hanno paura che una sorpresa dentro un ovetto Kinder sia pericolosa? Ma forse la ritengono pericolosa per i bambini che magari la ingoiano senza Sì. saperlo? E con tutte quelle schifezze che mangiano i bambini? Beh, perché tu pensi di mangiare tanta roba sana? Ma hai visto che razza di robe che hanno Ma là? Scusami. smettila che sei un porco. Qual è il tuo panino preferito del McDonald's? Il chicken teriyaki. No, raga, dovete andare al McDonald's prima che sparisca il chicken teriyaki e comprarvelo. Sentirete, è il miglior panino della storia. E? Se volete, se siete curiosi, perché siete nostri fan, ci amate, ci volete bene, ci seguite, oltre a seguirci qui, ci venite anche a seguire sui nostri profili Instagram, perché lì troverete un video molto molto interessante di me e Mattia che ci pappiamo il chicken teriyaki. E qui vorrei aprire una parentesi. Una parentesi molto importante, una rivincita per me. Una Rivincita. Allora, abbiamo fatto io e Mattia questo meraviglioso trend dove praticamente sei in parcheggio con in macchina Ho già capito. il menù del McDonald's solitamente, ma non solo, può capitare anche sushi, eccetera, eccetera. E i due personaggi nel video devono fare sasso carta forbice. Chi vince il sasso carta forbice, ok? Si pappa un po' del cibo, Esatto. mentre l'altro corre. Fa la staffetta. Poi una volta che quello che sta correndo torna, Si rifà la manche. si rifà la manche e Chi avanti vince così. rimane a mangiare. Ecco. Molto bene. E noi abbiamo fatto questo video. Abbiamo voluto fortemente fare questo trend. Bellissimo, ci siamo anche divertiti. Ci siamo divertiti molto. Se sta divertente, se sta. Se sta divertente. Strucca. È stato divertente, schiaffo. Premi. E qual è il vero problema e il motivo per cui io vi sto parlando di questo? Sì, perché ora? si è invelenosita, Praticamente prima di fare questo trend, il video, Mattia ha passato mezz'ora a dirmi: mi raccomando amore, fai la sboldra. Come si Fai traduce? la porca. Fai Sì, la... mangia ingozzandoti. Esatto. Ok? Fai proprio che si vede che ti ingozzi. E io ho preso seriamente la cosa. Ho preso seriamente la cosa. E se andate a vedere il video capirete che è così, che l'ho presa veramente seriamente, ma veramente seriamente. Bene, finiamo il video, guardiamo le riprese. Cioè, vedo questo, ok? Questo, di nome Mattia, che fa di quei bocconi da fattina. Sì, però... Da fattina! Vabbè. So già che se devo dire qualcosa perdo in partenza. Dimmi, dai. Ma hai visto quanto mangiavo velocemente? Ma non ti stavi ingozzando? Ho capito, ma sapendo che poi devo mettermi a correre, cosa ho svolato? Un pezzo del divieto, del cicchetto divieto.
sapendo che poi dovevo correre la staffetta, non volevo correre ingozzato. Ma ecco. dai. Sei tu che hai esagerato comunque, andava bene Sì, ingozzarsi. ma i patti sono patti. Vabbè. Cioè, adesso loro che vedono il video, mi pare che mi sia una Porschea. Vabbè, insomma, vedrete il video e speriamo che vi piaccia e che vi faccia divertire. Tra l'altro, vi ricordiamo che non l'abbiamo neanche detto, che abbiamo aperto noi di Ciacquette il profilo TikTok. Ah, è vero, quindi... Se volete andarci a seguire, volentieri. Ciacquette Podcast. Esatto, siamo sempre noi, i migliori. Proseguiamo con i divieti. No, mi ero interrotta. Ah, scusa, E dicevo che appunto il Kinder Sorpresa, come è fatto in Italia, non è legale negli Stati Uniti, proprio perché al suo interno c'è questa plastica che non è commestibile. Però la normativa statunitense considera questo tipo di prodotto un possibile rischio di soffocamento, per quello ti dicevo. Ok. Le uova possono quindi essere sequestrate alla dogana e gli importatori possono incorrere in sanzioni. Ah, ok. Ok? Le versioni però nelle quali il giocattolo è separato dal cioccolato sono autorizzate. Ah, Quindi ok, evidentemente... se io volessi vendere gli ovetti Kinder, Sì. devo praticamente mettere l'ovetto di cioccolato con in parte La sorpresa. la sorpresa. Non dentro. Vabbè, ma cosa ho capito Niente. allora? Dai. Vabbè. Sentite, statunitensi americani, preoccupatevi più che della sorpresina dentro l'ovetto Kinder, delle schifezze che producete. Ecco, diciamo le cose come stanno. Proseguiamo con le Barbados. Porca. Sai dove si trovano le Barbados? No. Dovrebbe essere un piccolo stato vicino a Haiti, Cuba, Ah, via per di là. Ed è dove è nata Rihanna. Porco. Rihanna è delle Barbados. E come si chiama? Barbadiana? Barbadiana. Barbaria? Barbadiana, forse. Dici come si chiamano gli abitanti delle Eh. Barbados? Barbadossiani. Vabbè. Nello stato dove è nata Rihanna, la cantante, è illegale indossare abiti mimetici. Quindi, anche se si tratta di semplici pantaloncini, cappellini o costumi da bagno, sappiate che è vietato. Il divieto non vale solo per gli adulti, ma vale anche per i bambini. Perché l'abbigliamento camouflage, si chiama così, è destinato solo ed esclusivamente alle forze militari dello Ecco, Stato. quindi state attenti. Lasciate a casa, state attenti. State attenti. Quindi lasciate a casa qualsiasi capo che possa farvi sembrare pronti per una missione nella giungla. Mamma mia. Ci vedrei proprio come Tarzan. Hai visto? E tu la mia Jane. Qatar, vietato fare gestacci. In Qatar, insultare qualcuno, imprecare o fare un gesto offensivo è considerato un atto osceno. Ok. Sai cos'è osceno? Sì, tu. Anche mostrare il dito medio durante una lite nel traffico può comportare arresto, carcere o espulsione. Beh, allora praticamente io appena arrivo. Sì, praticamente perché... Non prendermi in giro anche tu, eh. Tu sei la prima che viene sbattuta alle sbarre, io ti seguo perché dopo. faccio i gestacci. Fai gestacci. Tu fai gestacci. Porco, ma ritorniamo a Singapore? Madonna, è tutto vietato a Singapore. Tutto vietato. Tutto vietato. Tutto vietato. Ritorniamo a Singapore perché, ragazzi, però in realtà non solo a Singapore, ho appena No. letto. A Singapore è vietato bere alcol di notte. Anche ad Amsterdam, ti ricordi quando eravamo andati? C'erano determinate vie della città dove di notte, ma non solo di notte, forse anche tutto il giorno, adesso non mi ricordo, era vietato bere alcol. In realtà non è il primo, cioè non è il primo paese che sento. In realtà secondo me è una cosa che si sta un po' estendendo. Diffondendo. Quindi, a Singapore il consumo di alcolici nei luoghi pubblici è generalmente vietato dalle 22:30 alle 7. In alcune zone sottoposte a controlli speciali come Little India, quindi secondo me Singapore non si trova vicino alla Cina, ma vicino all'India. Non lo so. Non parliamo di geografia, Geografia.
Le restrizioni possono essere ancora più severe durante i fine settimana e le festività. Nei locali autorizzati invece è possibile bere rispettando gli orari e le condizioni della licenza. Della licenza. Della licenza. Però qua non me la contano tanto bene i bambini, Perché è vietato consumare alcolici, però nei locali sì. Perché vogliono comunque Incassare? guadagnare, sì. Giappone. Japan. Alcuni farmaci da banco sono proibiti. Prodotti comunissimi per il raffreddore, allergie, sinusite. Quindi se tu vai in Giappone non te puoi portarti robe per... Ah, è vero, la mia amata. Possono contenere sostanze vietate in Giappone, come la pseudoefedrina. Non chiedermi che cos'è. Ok. Anche alcuni antidolorifici contenenti codeina possono creare problemi alla frontiera. Quindi se andate in Giappone controllate bene i divieti relativi ai farmaci, anche quelli basici da banco. Chissà perché... se potrò mai portarmi l'antistaminico quando andiamo in Giappone. Ma quando andiamo in Giappone? In primavera, quindi mi serve assolutamente. Ah, andiamo in primavera? No, cioè, se dobbiamo andare, vorrei andare in primavera. Anche se in realtà ho visto un video dove dicevano che il mese migliore per andarci è marzo. Ah, forse perché ci sono i Marzo-aprile. ciliegi? Può darsi, ciliegie. Allora, Dai! prossimo divieto. Ruttare No. durante Ciacoete. Esatto, quello è un grosso divieto che ti faccio. Ok, la multa di quant'è? 10.000 euro. Vabbè, allora facciamo attenzione. Continuiamo. Allora, prossimo divieto. Perché mi sono un po' confuso con il nome del paese. Il divieto è per Dubai. Ma guarda che sei un pigozzo. Perché? Hai saltato uno. Vabbè, lo leggi tu dopo. quello. Vabbè. Allora, Dubai, i baci appassionati meglio in privato. Negli Emirati Arabi Uniti, le manifestazioni pubbliche di affetto, quindi baci, bacetti, chissà se anche gli abbracci, devono essere molto più moderate rispetto a quelle considerate normali in Europa. Eccoli qua. Baci appassionati, effusioni e comportamenti ritenuti contrari alla morale pubblica possono generare denunce, multe o perfino conseguenze penali. Aia, niente bacini, Niente bacini, bacetti. Niente Dammi bacini. che faccio quello che hai saltato. Vai. Tra l'altro sempre del... Giappone. Vai. Vietato fare la doccia ai pedoni. No. In Giappone un automobilista deve rallentare in prossimità di pozzanghere e strade fangose, evitando di schizzare acqua o fango sui pedoni. Beh, posso dire pienamente d'accordo, perché a me capita quando piove di essere magari sul marciapiede e c'è la macchina che mi passa di fianco sulla strada che mi lava. Però immaginati essere il guidatore. Secondo me almeno una volta nella vita deve essere divertente farlo. Dai, l'hai mai fatto? Non l'ho mai fatto, ma Ma spero bene, guarda. ci spero prima o poi di farlo. Non in Giappone. Di quant'è la multa? Bagnare qualcuno passando troppo velocemente può comportare una sanzione fino a 7.000 yen, cioè 38,29 euro. Ah beh, allora ne vale la pena. Allora lo farei. Oltre all'eventuale richiesta di pagare i danni o la pulizia degli abiti. Vabbè, quanto ti verrà a costare 50 euro la Ma tu bravata? vuoi veramente trasgredire le regole così? Raga, vale la pena fare questa bravata Ma per una dai. multa di 38 euro? Secondo me sì. Ma Scrivetecelo nei dai. commenti. Prossimo divieto, Thailandia. Non calpestare le banconote. Le banconote thailandesi raffigurano e riportano l'immagine del sovrano. Porco. Ok, quindi calpestare la banconota thailandese equivale a una mancanza di rispetto certo. verso il sovrano thailandese. Perciò, se vi dovesse volare la banconota, dovete rincorrerla e non calpestarla per fermarla. Tremendo. Perché se no, cosa succede? Niente, probabilmente vi potrebbero rinchiudere. Io non sapevo che fosse una monarchia la Thailandia comunque. Nemmeno io, vabbè, ma quei paesi lì sono tutti strani, dai.
Siamo ancora in Thailandia e qui non si può portare troppe carte da gioco con sé. Ebbene sì, in Thailandia esiste una legge molto severa sul gioco d'azzardo. Portare con sé più di 120 carte da gioco può portare a una multa o perfino a conseguenze penali. 2 mazzi normali contengono già 104 carte. Ok. Quindi più di 2 mazzi tu non puoi Sei già portarne. fuori regola. Sei fuori regola. Assurda come cosa. Quindi se vi fate un viaggio in Thailandia, Già portatevi un solo mazzo di uno e non 2 perché sennò vi rinchiudono in prigione. Bene. Corea del Nord. Allora, la Corea del Nord in realtà è uno dei... mi lasci parlare? No. Senza disturbi? no. La Corea del Nord in realtà, ragazzi, è saputo e risaputo che è uno dei paesi con le peggiori restrizioni date dal governo. L'abbigliamento è sottoposto a un forte controllo politico e culturale. Ecco perché i jeans blu sono considerati un simbolo occidentale. Secondo numerose testimonianze, i jeans blu vengono osteggiati perché considerati simboli della cultura statunitense e occidentale. Per un visitatore è comunque difficile conoscere con precisione l'applicazione delle regole, che può cambiare a seconda del luogo, dell'accompagnatore e delle autorità presenti. Infatti, da quel che so, visitare la Corea del Nord come turista è molto molto pericoloso e difficile. Penso un po', so che non puoi fare video, non puoi fare... Non puoi andarci proprio tu a visitarla da sola. Ah, Devi avere una guida. ho capito. Ti verrà assegnata una guida che ti dovrà accompagnare per tutto il tuo viaggio, che ti controllerà che tu insomma Rispetti le regole. rispetti le regole. Mamma mia, non so se però me la sentirei di andare. No, io no, nemmeno io. Proseguiamo con... Corea del Nord, vietato fotografare senza permesso. Esatto, quello che dicevi tu 2 secondi fa. In Corea del Nord i turisti non possono fotografare liberamente tutto ciò che incontrano. Prima di scattare una fotografia bisogna chiedere il permesso alla guida, come dicevi tu, Ecco. evitando militari, funzionari, posti di controllo, edifici sorvegliati e luoghi non autorizzati. Quindi tu puoi fotografare solo quello che ti dicono loro. In sostanza. Sostanzialmente. Anche una fotografia apparentemente innocente può essere interpretata come attività di spionaggio. Ma si dice innocente o innocua? Innocente. Innocente. E portare alla cancellazione delle immagini, alla confisca dell'attrezzatura o addirittura all'arresto. Arresto per una foto, Per una ragazzi. foto. Perché non vogliono che trapelino le informazioni. Sicuramente. Iran, attenzione al taglio di capelli. In Iran, nel corso degli anni, alcuni tagli maschili giudicati troppo occidentali, come il mallet, le creste e determinate acconciature lunghe, sono state osteggiate dalle autorità e dalle associazioni professionali dei barbieri. Più che una singola multa automatica per tutti i turisti, si tratta di restrizioni legate alle norme sull'aspetto e sulla moralità pubblica. E Quindi- pensate che sul taglio dei capelli so che anche in Corea del Nord, quando vai a tagliarti i capelli dal barbiere o comunque dal parrucchiere, sia donne che uomini hanno una lista di pochi tagli di capelli tra cui scegliere il proprio taglio. Ah, quindi uno non può farsi il taglio che Assolutamente no. vuole. Interessante. Interessante. Proseguiamo con, tocca a te, il Pakistan. Pakistan. San Valentino non è sempre una festa. In Pakistan le celebrazioni pubbliche e mediatiche di San Valentino, la festa degli innamorati, sono state più volte limitate perché considerate estranee alla loro cultura e alla tradizione religiosa del paese.
Infatti San Valentino è un santo, ma religioso del cristianesimo. Sì, del cristianesimo, sì. Le restrizioni hanno riguardato soprattutto pubblicità, programmi televisivi ed eventi pubblici. Ok. Non significa necessariamente che ogni coppia che si scambia un regalo a San Valentino venga multata, ma è comunque consigliabile evitare manifestazioni plateali. Ok. Quindi magari il regalino te lo puoi scambiare, però In sordina. in sordina. In sordina. Ti piace a te San Valentino come Sì, mi piace. festività? Sì, a te? Io ti amo sempre, non ti amo solo a San Ogni Valentino. Ogni giorno sempre di più. Proseguiamo con Sri Lanka. Oh, niente selfie con le spalle a Buddha. Beh, giustamente perché gli manchi di rispetto. In Sri Lanka mostrare mancanza di rispetto verso immagini del Buddha è considerato un reato serio. Posare per una fotografia dando le spalle a una statua, fare gesti o mostrare tatuaggi addirittura del Buddha può portare all'arresto, al rifiuto dell'ingresso nel paese o all'espulsione. Quindi tu saresti espulso, bello, con tutti quei tatuaggi che ti ritrovi. Nei templi bisogna inoltre togliere scarpe e cappello e coprire gambe e spalle. Però in realtà sai che ti era successo anche a te in Croazia? Sì, mi avevano dato... Praticamente eravamo a Parenzo Sì. e eravamo andati nella chiesa, non vorrei dire una cacchiata, però di Santa Giustina. Sì. Ah, Come fai a ricordarti il nome? o Sant'Agostino. Santa Giustina, Santa secondo me. Giustina, anche secondo me. E è una chiesetta molto bella dove potete entrare Particular. potete entrare sia nella chiesa, ma non solo, anche nel campanile. E dal campanile avrete una vista da sogno. Mozzafiato. Da sogno. E appunto io ero ovviamente, essendo estate, in canottiera, cioè vestita un po' come adesso, quindi una canottiera e dei pantaloncini corti. E ovviamente, essendo un luogo di culto religioso, non mi hanno permesso di entrare in questo modo, però avevano comunque delle stole, delle sciarpe che ti mettevi addosso, te le davano loro gratuitamente, momentaneamente ovviamente. Ho finito 10 parole, mente. Per proseguire appunto la visita. La visita, esatto. Quindi se doveste andare in quella chiesa, ricordatevi magari di andare con una maglietta a maniche corte. Ma in realtà secondo me per noi questa qua è stata la prima esperienza. Sì. Però sappiamo d'ora in poi che qualora visitassimo un paese dove è prevista la visita a un luogo di culto in un paese estero, Sì. sappiamo almeno che dobbiamo io non vestirmi come sono vestito adesso Sì. con la canotta e tu comunque neanche con i No. jeans a vita alta così e un, Ma un infatti, topettino. quando sono andata a Barcellona alla Sagrada Famiglia, Ti eri vestita più mi consona. sono vestita un po' di più. Perché sei tremenda. 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 Proseguiamo con le Maldive. L'alcol non può uscire dal resort. Questa la so, La sapevi? la sapevo, sì, sì. Io non lo sapevo, anche perché comunque ci sono un sacco di turisti. Sì, ma non sono neanche così tanto enormi le Maldive. Alle Maldive le bevande alcoliche sono disponibili esclusivamente nelle isole resort autorizzate. È illegale importare alcolici nel paese o portare fuori dal resort per consumarli nelle isole abitate. Essere trovati in possesso di alcol, berlo o mostrarsi ubriachi fuori dalle zone autorizzate può comportare arresto ed espulsione. Beh, anche il costume lo sai, vero? Cosa? Cioè, solo in alcuni resort è possibile fare il bagno in costume. Ma se tu vai fuori dai resort e vai in alcune spiagge, quindi fuori e solo del paese, Non puoi? no, E come devi farlo? vestito. Ma scusami, ma le Maldive non vanno sempre in vacanza, che costa un botto? Però effettivamente Vanno nei resort mm, che sono adibiti Sì. a questo tipo di cose. ai turisti. Esatto. Proseguiamo con il Ruanda, ma il Ruanda dove si trova? Ma perché continui a chiedermi ste robe? Non lo so, leggi, basta! Il Ruanda applica uno dei divieti sulla plastica più severi del mondo.
Non l'abbiamo fatto prima per le Maldive. Vabbè. Aspetta, Maldive. L'alcol non può uscire dal resort. Ok, ritorniamo a Ruanda. Importare, utilizzare o vendere sacchetti di plastica e numerosi oggetti monouso è proibito. I prodotti possono essere confiscati all'ingresso nel paese e le violazioni possono generare sanzioni amministrative. Prima di partire conviene quindi eliminare dalla valigia sacchetti, confezioni e imballaggi non consentiti. È un problema questo? È un problema perché poi in aereo devi sempre mettere tipo lo shampoo, il bagnoschiuma, eccetera, dentro i sacchettini di plastica. Cioè, devi farlo. È un problema, cioè è un divieto più che giusto, ma se tanto restrittivo ti fa... Cioè, c'è molta difficoltà. Cioè, io vado via con tanta plastica. Sì. Perché sacchi, sacchettini. Sacchi, sacchettini, ma banalmente anche lo spazzolino che è monouso. Sì. Oppure anche il filo interdentale, quella è plastica. Cavolo. Vabbè, che posso dire? Chi cazzo va a visitare il Ruanda? Ecco che mi tocca bippare la puntata per colpa tua. Ma chi va in Ruanda? Che roba è il Ruanda? Magari è un bel paese. Dopo Ma controlleremo. dai, il Sarà il Ruanda. nostro prossimo viaggio. Porco! Allora, io pensavo che ci fossero altri divieti, ce ne saranno sicuramente altri, ma la Irene ha preparato un giochetto. Per te prima e poi tu dovrai farlo a me. Oh, un ciaco gioco! Sì, carino. Vai, spiega questo ciaco gioco. Come si gioca? Per ogni situazione Mattia deve decidere se è vera o falsa. Ah, Quindi io ti dirò delle affermazioni relativamente a, ovviamente, divieti ok. su paesi. Restiamo in tema. Potrebbe esserci anche qualche ripassino di quello che è stato detto finora. Potrebbe, come no. Ok. Vediamo se Vediamo sei se sono stato attento. attento. Ok, sono stato attento. Esatto, se sei stato attento, io ti dirò se hai risposto correttamente o no. Ok, cosa vinco? Niente. Vabbè, ma qua si deve giocare a soldi. L'ultima metà del cicchetto di divieto, anzi meno di metà perché ne ho mangiato di più. Ho 5 euro. Aia! Ho 5 euro. No, non si... No, mai... No, mai giocare a soldi. mai. Però ci giochiamo l'aperitivo di stasera. Ah, questo mi piace. questo Ecco, dai, mi dai, dai, piace. vai, vai. In Sardegna puoi essere multato anche se la sabbia viene trovata dentro una bottiglietta nella tua valigia. Secondo me è vero. Vero? La semplice detenzione di materiali provenienti dal litorale può essere sanzionata, Bene. come comunque in tante spiagge. Vedevamo nella scorsa puntata il discorso della Popcorn Beach di Fuerteventura. È vero. Ma sai che mi è comparso un video su TikTok stranissimo. Adesso non vorrei dire una cavolata, ma una signora ha consegnato Avevo visto anch'io. alle autorità tanta sabbia e tanta acqua che i suoi genitori avevano raccolto in una particolare spiaggia in Sardegna, mi pare, Può non essere. so se Sardegna o Sicilia. E la volontà dei genitori prima di morire, che stavano per morire, è avergli detto appunto alla loro figlia di riconsegnare al mare Sì. quello che gli spettava, quello che loro avevano preso E tempi non che potevano furono. fare a meno di prenderlo. Appunto. Vabbè, comunque è stato un bel gesto. È stato un bel gesto. Bel gesto. Proseguiamo. A Venezia è possibile portare sempre la bicicletta a mano, purché non la si utilizzi. Quindi la puoi trainare con te a mano, ma non montandoci sopra. Falso. Ha vinto? Hai vinto! Nel centro storico è generalmente vietato anche condurla a mano, salvo specifiche eccezioni. Vabbè, che posso dire, chi cavolo va in bicicletta a Venezia? Quindi Che ci praticamente a Venezia non ci sono biciclette? sono- Hai mai visto biciclette? No, in effetti no. Anche perché ci sono tutti i ponti, c'è un disastro, un casino. A Singapore è illegale per chiunque masticare qualsiasi tipo di chewing gum. Eccoci qua. E qua mi stai testando. Sì. Ovviamente è vero. Falso. In che senso? La regola riguarda soprattutto importazioni e vendita. Esistono anche eccezioni per prodotti terapeutici. No, me l'hai fatta!
Me l'hai fatta! Vai. In Germania, Germany. restare senza carburante in autostrada, sull'autobahn, può comportare una sanzione. Cos'è l'autobahn? Sì, ma dai, ma mi fai il gioco Penso neanche... che sia al ciglio della strada, dell'autostrada. Siamo sicuri? Allora, secondo me è falso, non è vietato. Vero, perché può essere considerata una fermata evitabile. E come? Ah, perché dovevi fare Fare la benzina benzina prima. Ovviamente. A Venezia, torniamo a Venezia. Venice. La multa per un bagno nei canali è inferiore a quella per circolare in costume. No, è maggiore quella se ti butti nel canale. Falso. Il bagno nei canali è indicato con una sanzione di 350 euro. Mamma mia, sono tanti, Circolare in costume 250 euro. Quindi ho detto giusto. Cos'è che hai detto? Avevo detto che buttarsi dal canale la multa era più pesante di No, girare. tu mi avevi detto bene. No, La risposta raga, è falsa. no, raga, ascoltate bene. Ascoltate bene. In Nuova Zelanda, freedom camping significa che puoi dormire gratuitamente ovunque. No, falso. Giusto. Bravo. Che sono? Sì. In Svizzera, coprirsi completamente il volto può costare fino a 10.000 franchi in alcuni cantoni. In Svizzera? Coprirsi completamente il volto, tipo con un passamontagna, un velo. No, non è vero. È vero. È vero. Oddio, e quindi scusami, le ragazze degli Emirati Arabi Uniti Non so come funzioni lì. non ci vanno? Non so se entri in gioco la religione. Non lo so. Vabbè. A Firenze è vietato mangiare qualsiasi cosa all'aperto in tutta la città. Falso. Falso. Le limitazioni riguardano zone, modalità e periodi specifici. Anche perché noi abbiamo mangiato il lampredotto. Sì, infatti. Comunque, non ho inserito le domande per me. Ah, quindi le fate solo io. Però se vuoi, ho visto che ne resta una e Ah, tanto quindi lì- l'ultima, ma Vai. tu hai letto però. No, non no, vale. ti giuro che non mi ricordo. Adesso casualità la farai giusta. Dai, Dai. In Islanda puoi uscire dai tracciati con un fuoristrada purché non incontri altri veicoli. Ah, mi ricordo, falso. Strano. È vero, è giusto, brava. È falso. Bene. In Islanda, quindi, non puoi uscire dai tracciati con un fuoristrada. Che furba che sono stata. Bene, è arrivato il mio momento. Dai! Cos'è il mio momento? Saccoroscopo. Bene, amore, allora, siccome sono stanco, Ah, sei stanco? vediamo se sei in grado di spiegare ai nostri telespettatori che cos'è il giacoroscopo. Vabbè, dai, è semplice. Vai, Pensavo peggio. vai. Saccoroscopo è la rubrica di Ciaco e Te in cui Mattia, grazie all'ausilio del potentissimo strumento ChatGPT, calcola gli astri, i segni zodiacali, le stelle, eccetera, per comprendere il segno zodiacale più fortunato delle prossime 2 Settimane, quindi 15? 15 giorni. Che voto mi dai? Brava, no, sei stata brava. Grazie. Brava. Grazie. Veramente, molto Mi fai un brava. applauso? Che si senta meglio, però. Grazie. Va bene. Ok, allora proviamo a indovinare qual è il segno zodiacale più fortunato. Essendo agosto e leone, sicuramente. Ovvio, i pianeti sono super allineati per... Ma è vero che sei così Leone. tanto fortunato? No? Insomma, Vabbè, dai, stiamo a vedere, magari le prossime 2 settimane lo sei. dall'8 al 22 agosto 2026 il leone è favorito dagli astri. Aumentano energia, carisma e occasioni, soprattutto nel lavoro e in amore. L'unico divieto del periodo vietato sottovalutarsi. Ecco.
Attenzione però a non sentirsi sopra le regole. Le stelle aiutano ma non annullano le multe. Morto. Infatti, attenzione però a non sentirsi sopra le regole. Tu ti Un po' senti strano, un po' difficile per per il un leone. leone. Molto difficile. Molto difficile. Però dai, Dai. ce la faremo, ce la faremo. Impegnatevi, leoni, perché siete troppo esagerati. Ascolta, io volevo farti una domanda. Dimmi. Ma secondo te, Dimmi. se ChatGPT avesse un nome, allora no, intanto volevo chiederti, Porco. ChatGPT secondo te è un uomo o una donna? Una femmina. Una femmina, vero? Sono super d'accordo. E poi ti chiedo, ChatGPT, che nome ha secondo te? Chatti. No, un nome vero, proprio reale. Sofia. Sofia ti piace? Perché è sapienza. E invece sai secondo me ChatGPT come si chiamerebbe? Veronica. Veronica. Mi sa da piena di cacca. Dai. Sì, da persona so tutto io. Come chatti? Beh, Sofia significa sapienza. Dove hai letta sta cazzata? No, mi sa in greco. Dove hai letta? Te lo giuro. Ragazzi, allora, fateci sapere se veramente Sofia vuol dire sapienza. Adesso Irene sta cercando. Sapienza e saggezza deriva dal termine in greco antico Sofia o Sofia, adesso non so, che indica la conoscenza profonda, l'intelligenza e la virtù. Amore, allora tu non dovevi chiamarti Irene, dovevi chiamarti Sofia. Ma infatti mia mamma voleva darmi come nome Sofia. Dopo ci hai ripensato? No, dopo È stato meglio così. mio papà ha deciso Irene perché effettivamente significa pace, quindi io sono molto pacifica. Certo. Bene, dopo questa cavolata vi ringraziamo per essere stati con noi. Questa puntata è stata molto interessante. Speriamo insomma di avervi un po' acculturati. Che domanda possiamo lasciare alle persone? La stessa che abbiamo fatto all'inizio, Ovvero? ossia se hanno mai preso delle multe assurde in vacanza. Bene, perfetto. Detto ciò, noi vi ringraziamo, vi chiediamo di seguirci su tutti i nostri social, sia Ciacquete Podcast che ovviamente i nostri profili personali. Certo. Poi 5 stelle, 5 stelle. consigliateci ai vostri amici Consigliateci ai vostri amici. e noi vi salutiamo e... Ma tu hai finito di bere tutto! Cosa stavi facendo? Vabbè, cin cin a noi, a voi e a Ciacquete! E stasi attenti a non tore multe!